Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Rieccoci, care amiche, carissimi amici, bentrovati ad un nuovo appuntamento con Brescia in Tavola con la nostra brava e bella Federica. Federica, che cosa prepariamo oggi? Qual è la ricettina? Oggi prepariamo insalata del preost, tiro sole ma vele vidile sul tavolo. Io robe mio querido. L'insalata del preost, allora, l'insalata del prete del preost. Bravo, come te sei tanto intelligente. Sono Allora, carino, patate. la mia giacca. Ma te, che bella giacchettina, e la neo. Insomma, nuova, sì, insomma. Diciamo di sì, mi sono un po' applicato. Te stai Sono proprio carina, benissimo. Allora, torniamo a noi. Patate. Tagli le patate da spessore circa da un dito. A fettine. A fettine le metti tutte in una basulina e le copro col vino bianco e le lascio polsare circa un per de orette, tipo il polsadì dei PT. Tipo? Il polsadì dei PT. Dei PT, dei pulcini, PT. Dimmi che te sei mia cosa lei il PT. Ma che bontà! E a Mantova o a Brescia, insomma, il PT, chi è il PT? Bambino? È il bambino il PT. Lei ne conosce di PT? Ne ha da seguire? Purtroppo no, sì, l'ho seguiti tanti perché ho fatto la maestra per quasi 40 anni, però purtroppo non ho nipoti, Però ecco. ne ha avuti tanti a scuola. Sì. È il PT, che cos'è questo PT? Sì, è il bambino piccolo, è il bambino. Lei ha a che fare con PT, ne ha per casa? Ne ho. Sì. Quanti? Un po' grandine, però ne ho avute 3 piccole, adesso 3 grandi. Ma quando erano pitine, Piutine, sì, va. come erano le sue? Piutine. O Irbe. gnare. Erano brave? Sì, erano brave. Sono ancora brave? Sì, sono ancora brave. Quindi il PT e il bambino. Quanti PT, con quanti PT hai a che fare tu? O hai avuto a che fare? Tantissimi, Perché? tantissimi perché avendo abbigliamento da bambino. Che vedi cosa lei il PT, che la sa poi le sciure. Il Te sei mia proprio niente, il bambino. Piccolino, anch'io ho un po' la faccia da Un PT, po' no? i PT delle mamme. Sì, delle mamme. Ma che pensai chi? Il PT che te leva il sangue scoagulato. Sono mio, mamma sono io. Va bene, dai, andiamo avanti. Insalata del preost. Dai, insalata del preost. Se ne restai che gommiti. A polsà, come i PT, le nostre patate col V. Sì. Adesso gonde ciapà. Capperi, cipolline, peperoni, peperoncini, sale e pepe. Aggiungiamo ed irroriamo, vuol dire che Come si dice irroriamo in dialetto? Irorà. L'euro dei Irorà. Ma sono quasi straniero. Irorà. Con l'aceto e mettiamo insieme un bello pestato di pedersem. E il no spiata che è il punto che una volta mesciata è pronto, le se la sal pulsa per faccia per bei sapori una quindicina di minuti. Che è un quarto d'ora, posso circa, dirlo? sì. Circa 15 minuti, grazie, questa era l'insalata del preost, alla prossima, ciao! Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in Tavola sul sito internet bresciaintavola.com.